Oggi è lunedì 12 aprile 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. «12 aprile 1981. In questo giorno di 40 anni fa, dal Kennedy Space Center in Florida, parte il Columbia per la missione classificata dalla NASA come STS-1, la prima missione della nuova navetta spaziale riutilizzabile, lo Space Shuttle. La data non è scelta a caso, quel giorno ricorre il 20° anniversario del primo lancio umano nello spazio. Nel 1961, dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan, nell'Unione Sovietica, la Vostok 1 porta in orbita il primo cosmonauta, Yuri Gagarin. Il Columbia ha un equipaggio di soli 2 astronauti, il comandante John Young e il pilota Robert Crippen. Young è un veterano delle missioni Gemini e Apollo. È stato il 9° essere umano a mettere piede sulla Luna. Crippen è al suo primo volo nello spazio. Parteciperà successivamente ad altre 3 missioni dello Space Shuttle e in tutte e 3 avrà il ruolo di comandante. La missione dura 2 giorni. Prima del rientro sul bacino asciutto del lago Rogers alla base aerea Edwards in California. Serve a registrare ed elaborare i valori di temperatura, pressione e accelerazione nelle varie parti della navicella e anche a testare la sicurezza in fase di lancio e di atterraggio. Ma proprio lancio e atterraggio segneranno il tragico destino del Columbia il 1° febbraio 2003 alla sua 28ª missione. 16 giorni prima, alla partenza, un blocco di schiuma solida si era staccato dal serbatoio esterno, colpendo il rivestimento dell'ala sinistra della navetta. Si scoprirà poi che l'impatto aveva provocato un foro di circa 25 cm. Al rientro, con astronauti e centro di controllo missioni ignari dell'accaduto, dalla navetta vengono inviate a terra le ultime immagini dell'equipaggio che si prepara ad atterrare. Il video, diffuso poi dalla NASA, si interrompe pochi minuti prima che il controllo missione si renda conto che il foro sull'ala stava facendo penetrare all'interno della navetta il calore generato dall'attrito nell'atmosfera terrestre. Il calore indebolisce la struttura portante del Columbia, fino al punto di rendere ingovernabile la navetta e di consentire alle forze aerodinamiche di disintegrarla in volo. Muoiono tutti e 7 i membri dell'equipaggio. Fra i detriti che i soccorritori raccolgono c'è una pellicola fotografica rimasta intatta. Una volta sviluppata, rivela le immagini scattate in un momento di serenità dai 7 astronauti a loro stessi, insieme, durante l'ultima missione.